Onorevole, il Popolo della Famiglia è un partner, un'opportunità, un alleato, come lo definireste? Beh, sicuramente si possono fare tante cose insieme, ci sono valori fondamentali che sono quelli della famiglia che condividiamo e quindi bisogna cercare di allargare sempre di più quelle che possono essere le forze civiche, partiti che condividono gli stessi ideali, gli stessi valori, per dare un'alternativa reale per poter vincere anche questi territori dove purtroppo da troppo tempo vince sempre solo la sinistra. Ha ricordato crederci sempre. Beh, sicuramente l'importante è l'impegno e il coraggio. In queste terre dire quelle che sono le proprie idee, quelle che sono il proprio pensiero, purtroppo a volte significa essere accantonati, emarginati, significa non trovare il posto di lavoro e invece bisogna alzare la testa. E io l'ho fatto da quando ho iniziato a fare politica, non mi sono mai vergognato e penso di essere così per tanti giovani anche un esempio che non è che sia solo una carriera, solo se si è di sinistra, solo se si appartiene a un mondo che ormai dal mio punto di vista è vecchio. Vediamo dalle persone che mettono in campo, vediamo da quelli che sono i politici che sono ormai le ultime fila e ci sono rappresentanti istituzionali che non hanno più, secondo me, né capacità, né la voglia, né l'entusiasmo per governare la cosa comune. Per governare la cosa comune bisogna avere entusiasmo e idee nuove e io penso ci sia un'alternativa composta appunto da altri partiti di centrodestra, Popolo della Famiglia, ma anche tante forze civiche che possa dare un valore aggiunto al nostro territorio. Ecco perché se lo facciamo per i nostri figli, per il nostro territorio, perché amiamo la nostra terra. La critica che arriva al governo è di immobilismo, cosa risponde? No, il governo è un governo vivace, è un governo con tante iniziative, inizia la settimana prossima l'iter per la separazione delle carriere, quindi una riforma della giustizia che nessuno è mai riuscito a fare, questo governo porterà a termine. Ero ieri sera a una cena importante di beneficenza dove si parlava di disabilità, solo questo governo ha investito più di 2 miliardi su temi delicati e importanti come quello della disabilità. Per il fondo unico ci sono 700 milioni nel 2024, 1 miliardo e 3 dal 2025, 2026, 2027 e così via in tante materie. Il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, porta avanti dal nostro segretario, da Matteo Salvini, un ministero che non si è mai fermato, che sta cantierizzando lavori che vedremo i benefici nei prossimi anni. Però ecco, un governo che sicuro non è immobile, è un governo duraturo, concreto, che dal mio punto di vista potrà governare ancora per tanti anni.